Non c'è futuro per il mondo. Rivelazioni dei mistici sugli ultimi tempi. Nel XIV secolo Santa Brigida di Svezia fece questa profezia sugli ultimi tempi. Ella disse: a partire dall'anno 1980 il malvagio prevarrà. Ecco che alla luce delle parole di Santa Brigida si può ben comprendere il significato delle apparizioni di Medjugorje avvenute a partire dal 24 giugno del 1981. Infatti, secondo le indicazioni di Santa Brigida, proprio dagli anni '80 sarebbe incominciato il trionfo di Satana sul mondo, necessario preludio al trionfo del cuore immacolato di Maria, e la Vergine Santa avrebbe avvertito l'esigenza di aiutare i suoi cari figli a liberarsi dai lacci del male, apparendo ai veggenti di Medjugorje per insegnare attraverso di loro all'umanità come fare a sconfiggere il maligno. Nel messaggio dato dalla Vergine di Medjugorje il 25 gennaio del 2020, ella dice: cari figli, oggi vi invito a pregare ancora di più finché nel vostro cuore sentiate la santità del perdono. Nelle famiglie ci deve essere la santità, perché, figliuoli, non c'è futuro per il mondo senza amore e santità, perché nella santità e nella gioia voi vi donate a Dio Creatore, il quale vi ama con amore immenso. Per questo mi manda a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Nel XVII secolo Gesù apparve a Madre Mariana de Jesus Torres a Quito, Ecuador, e le disse: mentre assisteva all'agonia di suo figlio sulla croce, Dio Padre disse a Madre Mariana: questo castigo sarà per il XX secolo. Al che Madre Mariana vide al di sopra della testa di Cristo 3 spade, su ciascuna era scritto: punirò l'eresia, la bestemmia e l'impurità. Ecco quanto scrisse Suor della Natività, originaria di Fougères in Francia nel XVIII secolo. Un giorno mi trovai in una vasta pianura sola con Dio. Mi apparve Gesù e dalla cima di una piccola collina, mostrandomi un sole bellissimo all'orizzonte, mi disse mestamente: il mondo va verso la fine e il tempo della mia seconda venuta si avvicina. Quando il sole sta per tramontare, uno sa che il giorno è quasi al termine e che presto arriverà la notte. I secoli sono come giorni per me. Guarda questo sole, guarda quanto si deve ancora spostare e valuta il tempo che rimane al mondo. Guardai attentamente e mi sembrò che il sole sarebbe tramontato fra 2 ore. Gesù disse: non dimenticare che questi non sono millenni ma secoli, e sono pochi.
ma compresi che Gesù riservava a se stesso la conoscenza dell'esatto numero e io non desideravo chiedergli di più. Mi bastava sapere che la pace della Chiesa e il ristabilimento della disciplina dovevano durare per un tempo abbastanza lungo. Tutte queste cose si compiranno una volta che i malvagi saranno riusciti a diffondere un gran numero di libri cattivi, dice il Signore Gesù a Suor Bertina Busquillon, una religiosa francese nel 1800. La fine del mondo si avvicina e l'Anticristo non tarderà ad arrivare. Noi non lo vedremo e neppure le suore che ci seguiranno, ma quelle che verranno dopo, nel 1900, saranno sotto il suo dominio. L'inizio dell'ultimo periodo del mondo non sarà nel XIX secolo, ma nel XX. Papa Leone XIII, il 13 ottobre del 1884, ebbe una visione. Mentre celebrava la Santa Messa, ebbe una visione che riguardava il futuro della Chiesa. Si trattava di un dialogo tra Nostro Signore e Satana, nel quale il diavolo affermava con orgoglio di poter distruggere la Chiesa e chiedeva 75 o 100 anni e un maggior potere su coloro che si mettevano al suo servizio. Gesù acconsentì alle richieste di Satana e gli concesse circa un secolo, durante il quale avrebbe avuto la libertà di esercitare pienamente il potere che chiedeva. Disse Gesù nel XX secolo a Sor Natalia Magdolna, religiosa ungherese: la fine del peccato è vicina, ma non la fine del mondo. Presto avrà fine la perdizione di molte anime. Le mie parole si compiranno e ci sarà un solo gregge sotto un solo pastore. Nel XX secolo Gesù ribadì alla venerabile Marthe Robin, religiosa francese: il regno di Dio si sta avvicinando. La Madonna nel 1954 diede questo messaggio a una certa Ida Pederman, originaria di Amsterdam. Quando il dogma, l'ultimo dogma della storia mariana, sarà proclamato, allora la Signora di tutti i popoli donerà la pace, la vera pace al mondo. I popoli però debbono recitare con la Chiesa la mia preghiera. Ecco quanto rivelò Gesù l'8 giugno del 1976 a Monsignor Ottavio Michelini: il mio corpo mistico spargerà il suo sangue, io, capo di esso, ho sparso il mio, e la Chiesa, dopo il 2000 rigenerata e fatta nuova, risalirà il cammino, madre e non matrigna dei popoli. La fine dei tempi è giunta, la fine delle fini, figli miei, il mondo è giunto alla fine dei tempi. I tempi della battaglia decisiva sono giunti. È scesa sul mondo l'ora della grande tribolazione, perché gli angeli del Signore sono inviati con i loro flagelli
a castigare la terra. Ormai voi state per giungere al termine più doloroso e sanguinoso della purificazione che si svolgerà in questi anni, prima del grande trionfo del cuore immacolato di Maria, nell'avvento a voi del regno glorioso del Figlio di Dio. È un disegno che abbraccia il XX ed il XXI secolo. Nel 1985 la Madonna apparve in Irlanda a Mary Lane dicendo: Dio è in collera col mondo, gli uomini dovranno migliorare e pregare. Il mio messaggio è per tutto il popolo della Chiesa di Dio. Gli uomini hanno poco tempo per migliorare e per pregare, altrimenti accadrà questo. Ecco che i veggenti in questo momento ebbero una visione in cui venne mostrato loro Noè mentre costruiva l'arca. I veggenti irlandesi videro molti animali, grandi e piccoli, che vennero fatti entrare nell'arca. Quando Noè, la sua famiglia e tutti gli animali furono dentro l'arca, iniziò a levarsi il vento e a piovere. A quel punto i veggenti videro rompersi una diga e videro l'acqua fuoriuscire e spazzare via un intero villaggio. Le acque sommersero tutto, perfino le montagne, e solo l'arca venne preservata. Prega ed espia con le lacrime nel cuore. Io chiamo tutti alla preghiera. Questa è l'ora dell'Apocalisse. Se non si pentono, conosceranno solo desolazione. Ed ecco cosa rivelò la Madonna a Don Stefano Gobbi il 15 agosto del 1989. Sono giunti i tempi della lotta e della più grande conquista da parte del drago, della bestia che viene dalla terra e della bestia che viene dal mare. Sono perciò i tempi in cui si costruisce una civiltà senza Dio e si conduce tutta l'umanità a vivere senza di Lui. Sono i tempi in cui Satana e le forze diaboliche si fanno adorare da un numero sempre più grande di uomini e così diventa più vasta la diffusione del culto satanico, delle sette e delle messe nere. Sono i tempi in cui si costruisce un idolo da mettere al posto del vero Dio e della vera Chiesa. E questo idolo è un falso Cristo, è una falsa Chiesa. Sono i tempi in cui tutti coloro che seguiranno questo idolo verranno segnati dal suo marchio sulla fronte e sulla mano. Sono i tempi in cui i fedeli seguaci dell'agnello verranno sottoposti ad emarginazione, a persecuzioni, a prigionia e a morte. Sono perciò i tempi della vostra costanza. Arriverà il tempo della grande tribolazione che vi è stata predetta dalla Divina Scrittura prima della seconda venuta di Gesù. Si manifesterà il mistero di iniquità preparato dalla diffusione sempre più grande dell'apostasia. In questo periodo si realizzeranno tutti i segreti che io ho rivelato ad alcuni miei figli e si compiranno tutti gli avvenimenti che sono stati da me predetti. Avete quasi alle porte il castigo imposto dalla giustizia di mio Padre, dice Gesù a Catalina Rivas, mistica boliviana, il 26 ottobre del 1996.
Questo castigo ormai non può più essere evitato, ma può essere mitigato attraverso la preghiera e la devozione al mio cuore. Ed ecco quanto disse la Madonna di Civitavecchia negli anni 90. Mio figlio Gesù sta per intervenire. Convertitevi, miei dolci figli, perché il tempo sta per finire. Il mio mantello ora è aperto a tutti voi ed è pieno di grazie per mettervi tutti vicino al mio cuore immacolato, ma esso si sta per chiudere. Poi mio figlio sferrerà la sua divina giustizia.